Buongiorno amici montanari, oggi siamo in compagnia, li vedete dietro di me a dovuto distanziamento sociale, Giusto? Fabio e Jenny del canale A Passo Lento, poi c'è Leonardo, anche lui ha un canale YouTube e in fondo Max che l'avete visto già in uno dei precedenti video. Meta di oggi non lo so bene, nel senso siamo partiti da Passo Staulanza e adesso, se non cado, ci dirigiamo verso il rifugio Città di Fiume prima e poi andiamo avanti, forse il Col della Puina oppure Malga Prendera, adesso vediamo. Ecco, casco. Bene, montanari. Che non sapremo che dopo mi dà la colpa a me. Avete sentito? Ora vado avanti e noi ci vediamo più tardi. Eccoci montanari, siamo arrivati al rifugio Città di Fiume, lo vedete qui alle mie spalle. Niente, adesso siamo solo di passaggio, proseguiamo lungo il sentiero e poi vediamo dove arriviamo. Allora amici montanari, abbiamo passato il Città di Fiume, adesso stiamo salendo lungo la forestale che devo dire tira un pochettino, infatti ho un po' il fiatone, e qui davanti a me ho tutti gli amici di questa bellissima escursione, li vedete di spalle, poi li vedrete anche da davanti. Avete a destra Jenny, Fabio, poi c'è Leonardo e lì in fondo Max, eccoli lì. Mi raccomando, andate a seguire i loro canali, vi lascio i link in descrizione e anche qua su nelle schede perché meritano assolutamente. Siamo arrivati a Casera Prendera, Malga Prendera. Ora ci fermiamo, pranzettino e poi si riparte.
Allora amici montanari, siamo arrivati qui a Malga Prendera già da un po' ormai, abbiamo mangiato, anzi c'è anche chi sta ancora mangiando, si sta veramente benissimo, ma proprio bene. La giornata è strepitosa, i colori incredibili, quindi veramente top. Allora, il sentiero per arrivare fino a qui è semplice, tira un po' in alcuni punti, ma niente di che, anzi è praticamente tutta strada bianca dal rifugio Città di Fiume in poi, quindi è veramente facile ed è un posto incredibile. Ora finiamo di mangiare e poi vediamo un pochino cosa fare. Bene montanari, adesso si parte per rientrare, giornata incredibile, il rientro sarà per la stessa via che abbiamo fatto a salire, quindi penso che vi farò vedere gran poco. Facciamo un po' il punto della situazione di questa escursione. A parte la giornata bellissima passata con degli amici nuovi e non, è stato veramente bello. Come vi dicevo poco fa, il percorso è facile, a parte alcuni punti in cui è un pochino più ripido, però assolutamente consigliato. Ecco, un consiglio: venite in giorni dove è meno probabile trovare gente, perché essendo così facile, appunto, è molto probabile trovare anche merenderos e affini. Bene montanari, adesso vi lascio a qualche clip e la scheda tecnica e noi ci vediamo dopo per i saluti finali. Per questa escursione ci riferiamo alla carta 025 della Tabacco. Da Passo Staulanza si prende il segnavia 472. Seguendolo in direzione nord, tra Mughi, Ghiaie e Radici, si percorre il versante nord-occidentale del Pelmo e si giunge al rifugio Città di Fiume. Da qui si prende la strada forestale indicata dal segnavia 467 che sale a Forcella Roanna, da dove, sempre su strada bianca ma con segnavia 458, si giunge agevolmente a Casera Prendera. Per il rientro si segue a ritroso la via dell'andata. Allora amici montanari, il video ormai è finito, questa volta senza il mio faccione, ma di spalle qui abbiamo gli amici con i quali abbiamo fatto questo giro. Da sinistra Max, che avete già visto in altri video, qua Leonardo, eccolo qua, anche lui ha un canale, andatelo a seguire, e poi Fabio e Jenny, baciata dal sole, anche loro con il loro canale, di cui vi lascio il link in descrizione. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso mettete un bel like, condividetelo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video in uscita. Beh, sarebbe gradito. Come sempre vi lascio un paio di video che potrebbero interessarvi e il link per iscrivervi al canale. Ciao montanari, buona montagna a tutti.